Eccoci, eccoci, buongiorno, buongiorno ai temerari che dopo aver ascoltato Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, si collegano in streaming con Magazine, il contenitore di idee della maratona di lettura Il Veneto Legge. Con me c'è sempre Oreste Savadin che chiamo accanto a me, ricordandovi che la maratona di lettura eccoci, ciao Oreste, Sì, ricordandovi che la maratona di lettura è un'iniziativa della Regione del Veneto in collaborazione con l'ufficio scolastico, regionale e l'Associazione Italiana Biblioteche sezione del Veneto e in collaborazione poi con le associazioni di categoria degli editori e dei librai veneti e Leggere per Leggere. Benissimo, siamo alla seconda puntata della seconda stagione di Magazine e per questa puntata, è una puntata un po' speciale, perché uno dei temi della maratona, come ben tutti voi saprete, è l'anniversario di Salieri, e quindi noi abbiamo dedicato la bibliografia, naturalmente con un focus su Salieri, la bibliografia che è stata redatta dalla aiutami Oreste, chi ci ha aiutato con Accademia Filarmonica di Verona. grazie per la precisione. Prego. E l'abbiamo declinata con una parte naturalmente dedicata a Salieri, ma per non rimanere una bibliografia di super nicchia, l'abbiamo declinata anche al rapporto tra musica e la parola scritta. A questo proposito, Oreste, hai qualcosa da dirci? Sì, a questo proposito, intanto saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, anche quelli che ci ascolteranno poi in podcast. Volevo citare una poesia di Valerio Magrelli, e quindi già parliamo di parole da questo libro, che è una raccolta di alcuni suoi libri, che parla proprio di musica. Allora Valerio Magrelli si rivolge alla musica, gli dice: musica, musica, che vuoi da me? Cosa fa la musica a noi quando noi ascoltiamo la musica? Che corpo sta formandosi lungo la tua catena di molecole? La tratta come proprio materia, no? Ma poi dice: che traccia sto seguendo mentre vado dietro le note, come dietro le briciole lasciate da qualcuno per ritornare a casa? Ci ricorda qualcosa, no, questa una vecchia storia di qualcuno, un bambino che lasciava le briciole per poter ritornare a casa. Quindi la musica ci riporta a qualcosa e dopo si domanda: a quale casa mi fai ritornare? Allora è una domanda che possiamo fare ai nostri ascoltatori, no, a quale casa vi fa ritornare la musica? Magari ce lo potete scrivere anche nei commenti, così. A questo proposito ho trovato nel mio archivio, un pezzo di un anonimo, che un po' richiama, no, questa poesia di Valerio Magrelli: "Musica, musica, che vuoi da me?" Allora, visto che è una puntata dedicata alla musica, suonerò lo strumento che è il clarinetto. A quale casa mi fai ritornare? Mh? Grazie, grazie Oreste. Magazine è una delle pochissime trasmissioni che si possono permettere la musica dal vivo e l'orchestra in studio. Ehm, La ehm richiesta di Magazine, eh grazie. beh, certo.
Allora, puntata speciale e vi portiamo dentro questa atmosfera musicale. La musica fa la colonna sonora alle nostre vite con le canzoni, a volte con la musica pop, ma o con l'ascolto più approfondito di altri generi musicali. Nella relazione con la parola scritta, il primo contributo di stamattina è quello di Guido Stanel, che dirige la casa editrice Becco Giallo, che è una casa editrice che si occupa principalmente di fumetti, di graphic novel. Ehm, come entra come entra la musica, la dimensione sonora in un fumetto? Ce lo racconta Guido Stanel. Il Veneto legge. Il Veneto Diamo il legge. benvenuto a Guido Stanel, direttore editoriale della casa Becco Giallo. Becco Giallo è una casa editrice padovana di libri e fumetti, libri che parlano di giornalismo fumetti, fondata nel 2005 con Federico Zaghis e quindi compie quest'anno 20 anni, quindi buon compleanno innanzitutto a Becco Giallo, complimenti e benvenuto a Guido Stanel. Parliamo di suoni, di parole che suonano, di musica con le parole. Parliamo di libri. I libri di solito sono, diciamo, sono muti, no? Da soli non parlano, risuonano nella testa dei lettori e delle lettrici, oppure se qualcuno si prende la briga di leggerli ad alta voce per se stesso o per gli altri. Il linguaggio dei fumetti è un linguaggio molto composito. Ci sono le immagini, ci sono i testi, ma il linguaggio dei suoni è molto presente e anche a volte significativo perché racconta dell'ambiente oppure aiuta a raccontare la storia. Come si svolge? Quali sono le caratteristiche, secondo te, Guido Stanel, di questo linguaggio dei suoni all'interno dei fumetti? La prima cosa che viene in mente dopo una domanda così è pensare immediatamente alle cosiddette onomatopee, no? Insomma, anche chi non ha una grande dimestichezza con la fruizione del linguaggio dei fumetti probabilmente risponderà così, cioè ci sono dei segni grafici, solitamente verbali, che vanno in qualche modo a riprodurre alcuni suoni, per esempio lo scoppio di qualcosa piuttosto che eh, il pugno che viene inferto da qualcuno a qualcun altro, no? E già qui si aprirebbe un mondo molto vasto, perché per esempio ci sono stati dei tentativi molto interessanti, secondo me, molto creativi, anche semplicemente per la questione onomatopee. Mi viene in mente per esempio Jacovitti, insomma, che provò a smarcarsi, no, dalla lingua inglese e lui per esempio propone e poi mette in pratica una serie di così ingegni creativi per le onomatopee, per cui quel soc che rappresenta in qualche modo il suono di un pugno diventa in alcuni suoi libri pugno. Però forse la cosa più interessante, ecco, al di là delle onomatopee, io penso che sia proprio il rapporto che con la musicalità, forse la musica come linguaggio e il fumetto come linguaggio hanno in comune una cosa fondamentale che è quella del ritmo. Da una parte la musica si potrebbe scrivere tendenzialmente su pentagramma, è un tipo di scrittura fatta con delle note, e in qualche modo le singole vignette, forse potremmo in qualche modo paragonarle addirittura a delle note. Ci sono anche qui esperimenti, Ugo Pratt, più di una sua opera, insomma, veniva proprio concepita vignetta per vignetta in maniera, diciamo, separata e non già in una pagina ben definita e delimitata per dimensioni, dunque per gabbia, eccetera, eccetera, ma in qualche modo poi lui queste singole vignette, queste singole note, queste singole porzioni musicali, tra virgolette, le montava a seconda dello spazio che poi gli veniva assegnato dopo averle concepite, come una scrittura musicale. Quindi magari una vignetta che lui aveva disegnato la teneva da parte perché non suonava bene in quella sorta di spartito
conclusivo che si stava in qualche modo creando facendolo, montandolo, no? E in fondo, a pensarci bene anche con il cinema, in particolare con un certo tipo di cinema documentario, mi verrebbe in mente per esempio Ermanno Olmi, il lavoro che lui e i suoi collaboratori hanno fatto spesso con il montaggio, concependo il montaggio come una scrittura del film vera e propria, forse ancora più determinante di una sceneggiatura che viene pensata o immaginata prima, no? Quindi questo aspetto del ritmo e della musicalità credo che il fumetto ce l'abbia, possa essere utilizzata sapientemente da chi ha voglia, insomma, di sperimentare. Senti, mi viene in mente una scena drammatica del vostro libro su Peppino Impastato, no? Tutta la scena dell'inseguimento è caratterizzata da una musica. Peppino monta in macchina, accende la radio e si sente una canzone. Allora, è una scena, secondo me, per parlare di musica, ma forse in questo caso per parlare proprio anche di suoni, abbastanza interessante, perché prima di tutto hai ragione, la tavola a cui fai riferimento, la scena a cui fai riferimento parte, diciamo, con una prima vignetta, una prima striscia in alto, dove in effetti Peppino accende l'autoradio, e noi lo capiamo non soltanto dal gesto che vediamo compiere a Peppino, ma addirittura viene sottolineato da un click. Quel click, onomatopea, ci fa capire che la radio è stata accesa, azionata, ma forse piano piano scopriremo che quel click diventa una sorta di metronomo, una sorta di conto alla rovescia, di qualcosa di non particolarmente positivo. Lo si capisce abbastanza subito. Da che cosa? Certamente da quello che si è letto prima, da ciò che forse tutti conosciamo, insomma, sul destino di Peppino Impastato e così via, ma lo si capisce anche dall'atmosfera che gli autori, Rizzo e Bonaccorso, in questo caso hanno cercato di proporre a lettori e lettrici. C'è un tipo di luce molto oscura, eh, molto funerea, forse potremmo già azzardare a dire. Insomma, quel click non è il click che si fa al mattino appena svegli, con la luce che entra dalle finestre, no? Quindi c'è click e click intanto. Quindi un'onomatopea, un segno, un suono in una vignetta che sembra lo stesso può in realtà, forse come la musica, esprimere cose quasi radicalmente diverse o predisporre chi legge a sentimenti particolarmente diversi, no? Ma poi andando avanti, come suggerivi tu, analizzando questa scena a fumetti, succede secondo me una cosa clamorosa, che certo parte una musica da questa radio, poteva partire, non so, un notiziario, va bene, in questo caso parte una musica che gli autori scelgono in maniera molto specifica, è una canzone dei Pink Floyd, capita che sia in inglese, capita che sia Shine On You Crazy Diamond, e capita anche che sia una delle canzoni preferite da Peppino e dalla sua banda di amici Radio Out, quindi una canzone in qualche modo contemporanea a quei tempi, e capita anche infine che in qualche modo parli di una dipartita, forse non propriamente una morte, certamente non una morte intesa in maniera brutta, pesante, non soltanto questo, ma come un distaccamento, forse solo temporaneo, dedicato a Sid Barrett, che di fatto in qualche modo poi tornerà, magari non proprio come prima, ma tornerà. Ma per me la cosa ancora più interessante di questa scena è l'assenza dei suoni. Questa canzone dei Pink Floyd si prende piano piano tutto lo spazio delle vignette successive, dove accadono delle cose e accadono delle cose tremende e tremendamente rumorose, ma non c'è alcun suono onomatopeico dichiarato, esplicito in tutta questa lunga scena, che è stata completamente avvolta da un altro tipo di suoni, di musica, in questo caso quella che ho citato prima dei Pink Floyd, e che in qualche modo va a creare, secondo me, una sorta di tappeto, di atmosfera emotiva unica e allo stesso tempo protegge
dalla violenza di tutti questi suoni, rendendo in qualche modo quel dolore di Peppino Impastato, picchiato e poi ucciso per mano mafiosa, forse un po' più lieve. Ecco, tutto questo sì, può essere progettato a tavolino dallo sceneggiatore, magari così in coabitazione con chi poi disegna, ma io penso, almeno questa è la mia esperienza, che poi facendole queste scene, provandole a raccontarle a fumetti, possano intervenire, cioè non credo che l'idea di togliere i suoni fosse in sceneggiatura, ma probabilmente vedendo il montaggio di queste vignette si è pensato che forse a quel punto era meglio levare tutti quei suoni violenti, no? Ecco, questo è un esempio, secondo me, molto creativo di come si possano usare musica, suoni, rumori per assenza e per presenza in un'unica scena raccontata a fumetti. Grazie per anche per questo racconto di questo viaggio musicale all'interno di un libro così importante come quello su Peppino Impastato. Buona continuazione e a presto. Grazie, a presto. Il Veneto legge. Eccoci qua, ecco, e questo è il libro, la prima edizione ancora, no, questa è quella a colori di questo libro di Peppino Impastato, di Becco Giallo. Proseguiamo con i nostri interventi. Parliamo di musica, quindi siamo rivolti a una musicologa, Paola Gallo, per vedere come dalla musica si arriva poi alla letteratura, e quindi ascolteremo questi percorsi che si possono fare tra una e l'altra arte, per vedere gli incroci e anche le suggestioni da dove arrivano certi interessi, no? Perché si arriva alla musica, magari leggendo un libro. Allora, ascoltiamo Paola Gallo, musicologa. Eccoci con Paola Gallo, musicologa. Grazie per essere qui con noi stamattina. Ti faccio una domanda magari banale, ma per poter cominciare. Ad esempio, c'è un testo che tu hai incontrato nel tuo percorso che ti ha fatto innamorare della musica? Andiamo su Shakespeare? Su Shakespeare? Allora, andiamo su Shakespeare, sì, perché molto spesso si sottovaluta, no? Si sottovaluta l'amore di Shakespeare per la musica con la famosa frase tratta dal Mercante di Venezia: le persone buone sono persone che ascoltano la musica, persone cattive sono persone che non ascoltano la musica. E a suo tempo io studiavo pianoforte, così questo mi rimase impresso. Ma mi rimase impresso un po' in generale la lettura di Shakespeare a livello anche di inglese fonetico, cioè il fatto di leggerlo in inglese ti dà veramente la misura di quanto fosse appassionato di musica, possiamo dirlo in termini. L'altra cosa che mi affascinò sempre quando ero giovane, come si dice adesso, fu lo sceneggiato, pensa, di Puccini, no? Lo sceneggiato di Puccini, in cui Puccini si arrabbia con Illica e Giacosa perché le parole non andavano bene al musicista, no? Poi ci fu un altro passaggio che secondo me è interessante da citare, il contatto con un grande professore che abbia all'Università di Venezia, il professor Morelli, che per primo si interessò del famoso testo musicato da Salieri, tra l'altro, prima la musica e poi le parole. Arriva prima la musica, arriva prima le parole. A Puccini servivano le parole per poterle musicare, invece in questo caso citiamo proprio Salieri, prima la musica e poi le parole. Non a caso, penso, non a caso, perché l'epoca di Salieri le parole avevano così, i libretti non erano spesso così curati.
E lì andiamo a parlare appunto di quanto fosse importante a quell'epoca la presenza di grandi nomi della letteratura, tra cui, sì, vabbè, cito Molière perché c'è un rapporto stretto con la musica, e cito, vabbè, Da Ponte con Mozart, questo connubio eccezionale. Sì, non a caso, non c'entra niente il discorso salieriano con tutto quello che ci va dietro, insomma. Sì, dimmi. Intanto, grazie per queste già 2 suggestioni di lettura, no? Cioè andare a rivedere, a rileggere Shakespeare, no? Anche con questa attenzione alla sonorità dei testi. E volevo chiederti, Sì, naturalmente la tua competenza sento che va, no, ai super classici, ma se hai fatto qualche pensiero o anche proprio di gusto sulla musica popolare, cioè sulla forma canzone. allora parli del pop o Del del pop, folk? sì, sì, Parliamo sì, del proprio pop, del sì. pop, sì, sì. Sì, sì, beh, sicuramente. Sicuramente, beh, andiamo ai cantautori. Adesso mi viene in mente Guccini, ma Mm. mi viene in mente Guccini perché ha scritto anche dei romanzi, chiaramente, quindi automaticamente questo rapporto letterario, però è chiaro che la letteratura italiana, sì, ha dato molto anche, non so, a un De André. Faccio un salto pazzesco, ma il famoso Nobel per la letteratura di Bob Dylan, Ah, beh, sì. che secondo me vale di più come poeta che come musicista. Mm. Secondo me i testi del pop hanno più forza, perché la musica riesce a diffondere di più quelle parole, mentre il rock sta diventando un po' come il jazz, se vuoi, un po' di nicchia. Beh, poi a me affascina molto la forma canzone, no? Nel senso che Sì, in 3 minuti a volte sì, i musicisti, i parolieri riescono a condensare, beh, a volte anche delle visioni del mondo, no? Bob Dylan, per sì. dire, oppure anche un sentimento. Come mi piace la distinzione che però fanno gli inglesi, no? Tra vabbè, la canzone, la song, e la ballad, questo senso narrativo della ballad che è più lunga di una canzone, ma anche, come dicevi tu, allora il song ha la sintesi della parola, la ballad ha la narrazione, no? Come se fosse poesia e prosa. Ti chiedo, non so se tu sei riuscita a dare un occhio alla bibliografia del Veneto Legge, c'è un testo che ti è venuta voglia di leggere oppure che hai detto, beh, questo l'ho letto e ce lo segnali? Sì, volentieri. Allora, ci sono alcuni testi che sono romanzati, no? Che ho visto nella bibliografia. C'è un testo in particolar modo che io invito a leggere perché che si conosce poco in Italia, è quello di Charles Burney, questo diario di questo viaggiatore musicista che racconta di questo, sì, in particolar modo molto interessante, il viaggio che fa in Italia, in cui racconta non solo i luoghi, ma i luoghi collegati chiaramente alla musica, ai musicisti, ma anche alla loro personalità, al loro modo di essere, al fatto che la musica nasca, per esempio, da determinati luoghi, da determinate situazioni, oltre che da un vissuto personale. E secondo me, come storica della musica, diciamo che potrebbe essere una delle basi per una storia della musica divulgativa. Allora, volevo segnalare che tra le tue attività Sì, c'è anche questa iniziativa Musica in Valigia, sì, eh, e lo dico perché una cosa che a noi piace, noi organizzatori della maratona di lettura, è di riuscire a coinvolgere non solamente biblioteche, scuole, librerie, ma anche altre realtà attigue al mondo del libro. E quindi, non so, ci lascerei con
oltre a ringraziarti, un invito magari il 3 ottobre, il giorno della maratona. Non è necessario organizzare delle manifestazioni, ma basta anche personalmente, se uno a casa legge per i propri nipoti, per i propri figli, per i propri compagni, no? Si registra sul sito e dice: idealmente partecipo anch'io alla maratona di lettura. Allora Sì, ti ringrazio ancora tantissimo e magari ci grazie a si voi. vede alla maratona di lettura. Sì, volentierissimo, grazie per questa opportunità, grazie per la chiacchierata. Rieccoci, puntata state ascoltando, state vedendo una puntata proprio tutta focalizzata sul rapporto tra la parola scritta e la musica, che è uno dei temi appunto di quest'anno della maratona. Esplorando questo rapporto tra musicalità anche, Paola Gallo ci consigliava di rileggere Shakespeare ascoltandone la sonorità dei testi, no, e quindi magari anche in lingua originale. Ehm, ecco, abbiamo invitato un nostro collega, Pino Costalunga, che frequenta spesso la poesia, ma anche il dialetto. Quindi alla ricerca di queste musicalità nel reading, nella parola detta, sentiamo che cosa ci racconta Pino Costalunga. Il Veneto legge. Benvenuto a Pino Costalunga. Pino Costalunga, lettore ad alta voce, attore, regista e anche una persona che scrive, usa la parola per il teatro e non solo. Pino Costalunga, qual è il segreto del suono delle parole dialettali? Perché alle volte, per esprimerci meglio, magari usiamo la forma dialettale invece che quella italiana. Qual è la questione qui di questa particolarità di questi suoni? Il dialetto rispetto alla lingua che è regolata ha grandi libertà, quindi è una libertà espressiva fortissima quella del dialetto. Il dialetto non ha regole. Allora, per questo a me torna strana e scomodo il fatto della polemica tra lingua e dialetto, no? Sono due cose diverse che convivono insieme con grande dignità, tutti e due. Alle volte ho paura che la polemica lingua-dialetto sia un tentativo di sminuire quasi il dialetto, non di elevarlo alla sua potenzialità espressiva che ha. Allora, qui rubo idee di Zanzotto, che è stato un grandissimo poeta veneto, che diceva che il petel, che è quella lingua che mangiano, che i bambini parlano con la mamma nei primissimi mesi, nei primissimi anni di vita, è una lingua che è fatta soprattutto di suoni ed è legata ai primi anni a un rapporto uno a uno, quindi è un piccolo mondo fatto di suoni, quello del bambino. Quando il bambino imprime nella sua mente questi suoni, diventano i suoni legati agli oggetti, legati ai sentimenti, ai primi sentimenti forti che ha provato e che sono quelli che restano impressi di più, almeno anche secondo gli studi, nella mente, nell'esperienza umana. Quindi il dialetto ha questa facoltà di ritrovare dei suoni che sono primitivi, che sono all'inizio. Per questo mi piace chiamarlo lingua dell'anima, perché è la lingua con cui tu puoi esprimere i sentimenti più intimi. Poi questa lingua è stata usata da grandi poeti veneti, ma ho citato Zanzotto, ma anche lo stesso Bino Rebellato padovano, Fernando Bandini vicentino, quasi
ne fanno un uso straordinario perché ha una forza poetica che spesso l'italiano non ha. Forza poetica legata a questa particolarità del suono che risente della materia, è quasi materico, oltre che legato al sentimento. Questa secondo me è la forza e il segreto del dialetto. Benissimo, questa potenza primitiva del suono, no? Al di là della parola, del significato. Sì, quando un poeta lo usa in maniera giusta, come ha fatto Zanzotto, come ha fatto Bandini, come ha fatto tantissimi altri, ha la facoltà di usare quel suono che per lui aveva un senso e che quindi riesce a trasmettere al lettore, anche se il lettore non è di quella fascia dialettale o non appartiene, ma il dialetto, andando alle origini, proprio le origini, a me piace dire al Big Bang iniziale, ha qualcosa di segreto, di magico, per cui lo ritrovi anche in altre lingue, in altri dialetti, e quindi direi quasi il poeta qui, l'uso del dialetto spesso fatto bene da un poeta che lo sa usare, è quasi un uso sciamanico, che secondo me è proprio il valore che hanno i grandi poeti, di essere anche degli sciamani in qualche modo. Certo. Senti, Pino, mi accennavi prima un'esperienza che avevi avuto proprio a Legnago su Antonio Salieri. Ce la vuoi raccontare brevemente? Io ho scritto un testo che poi ho usato Leonardo Frattini, portandolo in giro nelle scuole di Legnago, su Salieri giovane, su Salieri a Legnago, diciamo, quindi raccontato ai bambini l'infanzia di Salieri. Ma è una cosa che farò anche al Festival Letteratura di Mantova, racconterò l'infanzia di Salieri e anche di Casanova, di Giacomo Casanova, ai bambini. Quindi sarà un esperimento molto interessante. È un altro dei temi della maratona di quest'anno. Benissimo. Esatto. Allora, benissimo, grazie Pino per questa suggestione sui suoni proprio della lingua dialettale, no? E anche su questo piccolo racconto delle tue esperienze teatrali con questi personaggi. Grazie, buona continuazione. Grazie a te e grazie a voi. E a presto. Ciao. Ciao. Ringraziamo anche Pino Costalunga. Casualmente, giusto ieri in biblioteca ho preso Filò di Andrea Zanzotto, e quindi intrecciamo i temi della maratona. Stiamo parlando di musica, ma anche di musicalità. Zanzotto scrive per Fellini in dialetto, nella sua lingua. Allora, benissimo, siamo passati dal fumetto al parere di una musicologa, a quello di un attore scrittore, ma io so che in fondo tutti voi state aspettando la locandiera. Ed ecco Oreste Savadin che quando si parla di locandiera compaio io per questo panorama. Però prima vorrei dire 3 cose, Livio Vianello. Tre cose molto brevi. Una, che all'interno del programma della maratona ci sono già programmati una serie di eventi, di incontri a tema. E a proposito delle parole della musica, il 26 settembre in Biblioteca Civica di Verona, in collaborazione con appunto l'Accademia Filarmonica di Verona, che è quella che ha fatto la bibliografia, ci sarà questo incontro dedicato prima alla musica o le parole, e quindi ci saranno degli ospiti che parleranno di questa come si può dire, antica questione, perché è da sempre che si discute se la musica viene prima delle parole, le parole, abbiamo sentito anche prima Paolo Gallo che ne parlava, no? Se l'uomo viene prima della gallina, sono questioni antiche. Siamo sempre lì. Allora, 3 cose. Proprio mentre ascoltavo Paola Gallo, mi è venuto in mente questo libro di Alfred Brendel, un famoso pianista che è mancato pochissimo tempo fa,
che è un abbecedario di un pianista, dove sono tutte le voci utili a un pianista, un musicista in generale, ma non solo. E la voce silenzio dice questo, no? Silenzio è il fondamento della musica. Lo troviamo prima, dopo, dentro, sotto e dietro la musica. Alcuni pezzi prendono forma dal silenzio o riconducono al silenzio. Il silenzio però è anche il fondamento di ogni concerto, o almeno dovrebbe esserlo. In inglese c'è un anagramma, listen silent, che equipara ascolto e silenzio. Allora qui naturalmente dicendo la cosa è un po' l'anagramma è più difficile da cogliere, ma chi conosce l'inglese può benissimo farlo e soprattutto chi conosce la questione dell'ascolto. L'ascolto, mettersi a disposizione di quello che succede e questo silenzio, che non è il silenzio assoluto, ma è quella condizione necessaria per poter cogliere le sfumature che sono quelle che poi fanno l'espressione. Poi parlando della bibliografia, la terza, ho visto nella bibliografia c'è Jazz di Toni Morrison, che io ho letto in inglese 20 anni fa, nel 05, e poi ho riletto con il gruppo di lettura in italiano, con quest'altra edizione che ho comprato usata, perché era, e dove Toni Morrison, scrittrice, anche lei mancata poco tempo fa, afroamericana, che fa proprio della forma jazzistica, del ritmo, la sua caratteristica della scrittura, qui proprio lo mette anche come titolo per l'andamento della storia che si svolge in due luoghi diversi, uno in città e uno in campagna, e che quindi prende dei ritmi completamente diversi. Fine delle tre cose, passiamo alla locandiera. Allora, vediamo cosa abbiamo qui. Come numero 1 andiamo a Verona, nelle biblioteche di Verona, il gruppo di lettura, il Circo dei Lettori, con molti altri gruppi che si sono messi insieme per questo leggere in biblioteca. È già cominciato il 9 luglio, ma finisce il 4 agosto, quindi avete ancora 3 incontri che potete seguire. Sono dedicati appunto e organizzati dai gruppi di lettura della città di Verona. Per tutte le informazioni rivolgetevi alla biblioteca civica, che potrete trovare, vedete in locandina qua, 28 luglio, 31 luglio e 4 agosto. Sono molto diversi, uno è un reading party, un incontro con Simonetta Bitasi, e poi questo, l'ultimo, ha un titolo interessante, Silenzioso fare night. Allora, una volta si diceva fare notte, già era per dire ho fatto molto tardi, no? Qui c'è questo gioco tra il fare notte e il Fahrenheit, che immagino sia il Fahrenheit 541, quindi una storia di libri. Bene, passiamo al numero 2, e perché vogliamo parlare di biblioteche che offrono dei servizi, offrono del materiale molto vario, no? Sapete, c'è questo progetto dell'AIB nazionale, l'Associazione Italiana Biblioteca, tutti in un libro, e la biblioteca di Borgoricco, in provincia di Padova, è la sede di questo progetto, no? E sono arrivati in biblioteca, grazie a una donazione della Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita di Monza, dei libri in braille. Quindi può essere utile per chi legge in braille, ma anche per chi vuole conoscere e vuole toccare con mano anche queste pubblicazioni. Sempre nell'ambito delle biblioteche che offrono materiale vario, passiamo al numero 3, la Biblioteca di Schio, provincia di Vicenza, celebra la giornata dell'Esperanto il 26 luglio e ha messo in vetrina, vedete, dei libri in questa lingua internazionale. Anche qui un'altra biblioteca, e
un altro tipo di offerta. Quindi se avete degli interessi, delle curiosità, rivolgetevi alle biblioteche che di materiale ne hanno in abbondanza, oppure vi sanno indicare dove trovarlo. Passiamo al numero 4. Avevamo già parlato dei corsi estivi della Scuola Internazionale di Illustrazione di Sarmede, in provincia di Treviso. Qui è in corso un corso già di Alice Barberini che si chiama La progettazione dell'albo illustrato, ma il prossimo sarà il 28 luglio al 2 agosto, progettare un silent book. Anche qui Alice Barberini, esperta, un'illustratrice, sarà a vostra disposizione. Questo è un corso in presenza perché altri della Fondazione Zavrel sono anche online, quindi trovate Fondazione Zavrel, se vai avanti c'è un'altra illustrazione, no, non c'è. Ecco, potete trovare tutto il programma dei corsi che è molto nutrito, ne parleremo ancora. Andiamo avanti, Terra Madre a Mirano, in provincia di Venezia, anche questa è una rassegna già iniziata, ma già stasera potrete avere, ecco, a proposito di musica, parole, c'è un omaggio a Patrizia Cavalli. Un omaggio a Patrizia Cavalli con delle musiche di Claudio Ambrosini suonate alla chitarra da Alberto Mesirca, con la voce recitante di Margherita Stevanato. Quindi ecco che qua entriamo anche a proposito questa sera alle 19 in Villa 25 Aprile, un reading poetico con la musica. Poi ci sarà il giovedì 31, un'altra cosa un po' misteriosa, probabilmente sarà solo musicale, si chiama Coda, e è una serata di musica estemporanea, solo playground, quindi non sappiamo cosa succederà finché non saremo lì ad ascoltare. L'ingresso è gratuito, anche qui andate nel sito del Comune di Mirano per sapere tutte le informazioni. Numero 6, musica. La poesia spesso si dice, no, che sia anche musicale, no? Anche da sola le parole suonano per se stesse. Il progetto Teatro per Tutti, in collaborazione col Comune di Susegana, per la seconda edizione di questo concorso internazionale di poesia Libri in Cantina. Libri in Cantina, ormai sapete, è questa manifestazione che si svolge a Susegana all'inizio di ottobre. In quei giorni ci sarà la premiazione, ma intanto chi vuole partecipare, possono partecipare tutti a partire dai 10 anni, ci sono 2 categorie, giovani e adulti, e per sapere come, quanti versi devono avere queste poesie e le dimensioni dei caratteri, eccetera, collegatevi con www.libriincantina tuttoattaccato.it e troverete tutte le informazioni. Andrei avanti con il numero 7, è proprio una carrellata molto veloce tra tutti questi tipi di eventi molto diversi, solo per dare così un'idea di quante cose possono succedere e di quale varietà abbiamo a disposizione. E qua parliamo di gruppi di lettura. Siamo a Rovigo, gli amici dell'Accademia di Concordi già da qualche anno fanno questo giro del mondo in 12 storie, no? In 12 romanzi. Siamo arrivati adesso a luglio, quando sarà stasera, credo. Sì, stasera alle ore 21 si troveranno in Palazzo Nagliati per il 7° appuntamento con il Giro del Mondo in 12 romanzi. Questa sera si va in Russia, Le notti bianche, una delle opere di Fëdor Dostoevskij, ambientata nella magica luce estiva di San Pietroburgo. Poi ce ne saranno altri e, come vedete dalla locandina, ogni libro ha un paese di riferimento. Buona lettura, ci sono 30 posti a disposizione, quindi però è possibile provare a iscriversi e partecipare a questo viaggio letterario. Numero 8, torniamo in provincia di Vicenza, e qui è un'altra, perché ho scelto questa cosa qua? Perché così guardando in giro sempre di più si vedono queste iniziative delle biblioteche che escono dalla biblioteca e
utilizzano il giardino, il parco. Spesso le biblioteche sono in palazzetti storici e quindi hanno a disposizione dei bei giardini e dei parchi, no? Quindi una biblioteca che si espande, una biblioteca che utilizza tutti gli spazi, anche quelli fuori, non solo per avere più spazio a disposizione, ma anche per avere, acquisire, per sperimentare, per abituarsi a conoscere l'ambiente circostante e farlo amico e viverlo, anche questo dentro e fuori la biblioteca. Questo è un programma che è iniziato a luglio, ma sarà tutto agosto. Poi andiamo in provincia di Padova ad Abano, una manifestazione del comune di Abano, e qui ci sono varie cose, ci sono cose che riguardano i libri, la musica, e altre manifestazioni, anche il cinema sotto le stelle, no? Per tutte le informazioni, il sito del comune di Abano, vedete qua nella locandina, è fino al 29 agosto, quindi c'è una bella varietà di eventi. Numero 10, invece, dalla città, dal cinema sotto le stelle, andiamo in spiaggia. Un evento è già stato il 24 luglio, cioè anzi ci sarà oggi, è il 24 luglio, alle 17:30, siamo in provincia di Rovigo, la biblioteca di Porto Tolles non solo esce, ma si spinge fino alla spiaggia, e quindi ecco che 2 eventi, e soprattutto questo qua, i temi di questi due eventi richiamano il primo tema della maratona, che è la neve, no? E quindi è un po' buffo anche pensare la neve in spiaggia a luglio, agosto, caldo. Vediamo come si scioglierà questa neve che sta dentro i libri, in questi luoghi così assolati. Ultimo, andiamo invece qui sulle orme di Sebastiano Vassalli, e fra 2 giorni ci sarà l'inaugurazione nella sede municipale di Forno di Zoldo, quindi andiamo dalla spiaggia, andiamo in montagna. È un percorso paesaggistico letterario sui luoghi di Marco e Mattio. Allora ci saranno vari interventi così di saluto, e poi una passeggiata, una visita guidata al percorso che dura 2 ore tra Forno, Pieve, Casale e Astragal. È una cosa che penso che resterà poi visitabile, e quindi rivolgetevi al comune di Forno di Zoldo per avere tutte le informazioni. Chiuderei qua la locandina, questo panorama velocissimo di quest'estate, di questa breve pezzo di estate. Livo Vianello ricompare in diretta. Ricompaio dopo il secondo atto della Locandiera, che è il pezzo che io preferisco di Magazine, e ci rituffiamo di nuovo nelle atmosfere musicali, e quindi nella nostra esplorazione dopo i fumetti, dopo un approfondimento musicologico, dopo il rapporto parola-dialetto, parola detta, ritorniamo a questa idea di parola detta e parola cantata, e abbiamo invitato un'amica, Giuseppina Casarin, che dirige più cori, e sul rapporto parola scritta, detta e cantata ha fatto molte riflessioni. E allora sentiamo che cosa ci dice Giuseppina Casarin. Il Veneto legge. Diamo il benvenuto a Giuseppina Casarin, grazie per essere qui con noi a Magazine. Giuseppina Casarin, che è cantante, conduce il coro Voci dal Mondo di Mestre, ma anche il coro delle Cicale, è studiosa di tradizione orale, inoltre è docente di canto tradizionale per il Dipartimento Musica Tradizionale del Conservatorio di Castelfranco Veneto. Allora, una domanda, Giuseppina Casarin, il suono della voce.
e il suono della voce cantata, al di là anche della comprensione delle parole. Qual è il peso specifico espressivo di questa possibilità umana? Il peso specifico sta nel tramite, cioè nella persona che porta la sua voce, attraverso la voce spinge fuori da sé qualcosa di importante che vuole comunicare. Vi voglio raccontare di un'esperienza di incontro vissuta 2 anni fa nel paese, nel borgo disabitato quasi completamente oggi di Casso, che è questo borgo colpito dalla tragedia del Vajont, che ha visto l'esodo di tutti gli abitanti in altri luoghi del Friuli e anche che hanno vissuto anche le migrazioni in Germania e in Svizzera. Ecco, cosa succede? Io ho incontrato un gruppo di donne che oggi sono ritornate in questo luogo dove loro hanno vissuto la loro infanzia, poi sono migrati, adesso ritornano e si incontrano spessissimo a Casso, vivono e ripropongono la pratica del canto di tradizione orale, la ritualità liturgica delle stagioni legate a questo luogo, momenti che ricordano della loro infanzia, e quello che è interessante immediatamente è ascoltare il suono della loro voce. Sono donne che potrebbero ritrovarsi insieme oggi a cantare le canzoni di Celentano, Patti Bravo o Nilla Pizzi per l'età che hanno, ma ripropongono invece i canti della loro tradizione, quelli imparati quando erano bambine, e li ripropongono emettendo un suono, una vocalità che è molto antica, arcaica, molto come se la laringe in connessione con l'ascolto riproducesse questo suono che appartiene alla loro memoria e l'imprinting della voce materna e della nonna. Quindi è interessante attraverso anche questa modalità, questa vocalità, come loro continuino a narrare delle storie importanti dentro questi suoni. Loro ripropongono storie legate alla loro tradizione, ma occasioni ovviamente oggi di rivederle e di riflettere su questa trasmissione in modo anche contemporaneo, ecco. Quanto conta l'ambiente, cioè il luogo dove avvengono queste cose acustiche, sonore così importanti? Il borgo di Casso oggi è abitato da una ventina di persone e diciamo che il paesaggio acustico del luogo ha mantenuto prevalentemente l'acustica di 30, 40 anni, 50 anni fa. Le case sono rimaste le stesse, il suono cantato nei luoghi rimbalza e si riverbera allo stesso modo, e anche possiamo dire il sistema acustico intorno rientra nel sistema musicale della riproposta di questi canti. Quindi anche il luogo in questo caso favorisce, conserva anche la riproposta di una vocalità come quella. Dove le voci si riconoscono in una situazione comoda, ecco, per essere espresse in quel modo. Pensando un attimo al coro Voci dal Mondo, invece, dove
il luogo non è più quello dell'infanzia delle persone che partecipano, essendo persone di tanti posti diversi del mondo, no? Immigrati, eccetera, in Italia. Lì invece com'è l'incrocio, l'incontro e lo scambio tra le diverse vocalità e le diverse anche parole di queste canzoni? L'incontro dei canti è il momento, diciamo, possiamo dire più alto del senso di questa piccola comunità, perché è proprio quando una persona decide di portare il proprio canto al gruppo, decide di raccontare qualcosa di molto profondo che riguarda il suo vissuto, la storia della sua vita, e quindi la partecipazione proprio della presenza fisica del cantore, diciamo, è quello che emoziona chi ascolta, e il significato dei testi e delle parole è una necessità che viene, ma viene successivamente. Quindi poi può nascere la curiosità di conoscere anche la storia specifica raccontata con il canto. Questi canti nella città sono situazioni di qualcosa di imprevedibile, di inaspettato che accade, che attraversa un panorama acustico assolutamente impenetrabile a volte. Il canto nella città è un'opportunità importante per conoscere una città, per ascoltare una città. Quindi il canto come testimonianza di presenza e di rapporto con le altre persone e con i luoghi dove il canto si espande. Io direi che possiamo chiudere qui questa conversazione con Giuseppina Casarin, che ringraziamo e diamo appuntamento magari a un'occasione dal vivo per ascoltare anche la sua voce e quella dei suoi cori. Grazie Giuseppina Casarin, a presto. Grazie Oreste Sabadin, grazie a Magazine. Le cose hanno un loro silenzio e una loro musica. Osservo il mio violoncello, dice Mario Brunello in questo libro Il silenzio. Appoggiato sulla sedia, a riposo, non respira, non si muove. È lì con i suoi secoli di storia, fatto di un legno che ha vissuto almeno altri 100 anni prima di me. È una cosa, un oggetto, un'opera d'arte, uno strumento musicale, ma è sempre una cosa. Non nel senso che è indeterminato, ma nel senso che fa parte di quegli oggetti, quelle forme che l'uomo ha inventato e creato, ma che sono silenti. E così rimangono fino a che non gli venga dato il modo di vibrare, di muoversi, di liberare, così il motivo della loro esistenza. Le cose non sono nate dalla natura, sono create dall'uomo. Un sasso, un albero, una stella non sono cose. Perciò è l'uomo a determinare le cose, la loro funzione, la voce, il rumore, il suono e di conseguenza il loro silenzio. Ed ora ascoltiamo il silenzio del mio strumento, il clarinetto. Ma a proposito di strumenti, l'ultimo intervento è di un bibliotecario che fa anche uso di uno strumento particolare. Parliamo di Giuliano Furlanetto della Biblioteca di Casiere e sentiamo cosa ci racconta con queste due attività parallele, cosa succede. Eccoci con Giuliano Furlanetto, bibliotecario al comune di Casier. Buongiorno Giuliano e grazie per essere qui. Buongiorno Livio, è un grande piacere per me essere presente all'interno di Magazine. Giuliano Furlanetto, oltre ad essere bibliotecario, ha una formazione e anche un'attività di musicista.
Allora, la prima domanda che ti farei è come concili, come hai conciliato, no, queste due passioni, la passione per la parola scritta e quindi la biblioteca e la musica? Beh, grazie per la domanda, Livio, molto bella, affascinante. Ecco, entrambe, appunto, la biblioteca, come mi piace pensare, è è un posto delle narrazioni, delle storie, no? Le storie che sono dentro i libri, ma le storie anche di tutti quanti i cittadini, le cittadine che entrano in biblioteca. E questo mette in relazione estremamente stimolante, estremamente stimolante nella quotidianità mia, che è anche quella nell'ambito della musica. E musica è soprattutto comunicazione, musica è per me soprattutto narrazione. Dentro ai vari brani nei quali mi cimento, cerco sempre delle storie, cerco sempre delle parole, cerco sempre di creare un rapporto vitale, ecco, con questi brani. Per cui ci vedo due bei grandi parallelismi. Quindi musica e biblioteca come grandi contenitori di storie in qualche Sì, modo. sì. Non abbiamo detto qual è il tuo strumento. Sì, ecco, il mio strumento è uno strumento un po' particolare, suono il flauto traversiere, che è appunto il flauto così come veniva suonato nel 1700, per cui un flauto traverso completamente in legno con una sola chiave, ecco. All'interno della bibliografia Sì, che quest'anno abbiamo stilato, sì, c'è qualche libro che ti ha colpito, che hai letto, sì. oppure che ti è venuto voglia di leggere? Sfogliandola ho trovato probabilmente uno dei primi libri, i primi romanzi che qui in biblioteca di Casier, quando arrivai, venne presentato ed era appunto presente l'autore. Si trattava di Paolo Maurensig e il libro era Canone inverso, per cui ci vedo già diciamo, un collegamento con quella che è stata la mia vita professionale e in più anche perché Canone inverso parla appunto, parla molto di musica e ne parla anche in maniera molto competente. Mi piacerebbe condividere con voi la lettura di qualche riga di Canone Inverso, se possibile. Sì, Ecco, beh, a me sì. piace moltissimo, ecco, per me uno dei musicisti, diciamo, più importanti, quello che preferisco è Johann Sebastian Bach, e qui all'interno una bella, diciamo, un bel affresco, una bella parte di questo romanzo racconta di come il protagonista di questo romanzo, uno strano personaggio che entra era di età indefinibile, vestito come un cocchiere, stivali, mantello di cerata, in testa una bombetta. La sua apparizione inaspettata mise fine ad ogni conversazione. Non si capiva bene chi fosse, se un mendicante o un rapinatore. Ecco questo. Spesso mi sono chiesto quanto impieghi l'ultima nota di un brano musicale a spegnersi del tutto. Non solo fisicamente, come vibrazione sonora, ma come vibrazione emotiva. Chi può dirlo? Mi sembrò che nessuno osasse applaudire, che quella musica ci avesse tolto ogni volontà. Era stato un momento in cui il mondo s'era arrestato sul suo asse e non c'era da stupirsi se ora stentava a rimettersi in moto. Certo è che l'intervallo di tempo che intercorse tra l'ultima nota della sua impeccabile esecuzione e il primo battito di mani, il mio, che si moltiplicò subito in un applauso appassionato, mi sembrò senza fine. Ecco, secondo me è bellissima questa immagine. Allora, visto che hai fatto una piccola lettura ad alta voce, sei un musicista, ma come bibliotecario sei anche un organizzatore, organizzi dei reading, no? Con dei lettori sia professionisti che volontari. Non so, ti sarei fatto un'idea del rapporto reading e musica. A te piace più ascoltare una lettura asciutta oppure una lettura che abbia, adesso uso un commento Sì. musicale? A mio parere l'importante è avere bene in mente che cosa si vuole ottenere da questo tipo di, appunto, di iniziativa. Una lettura a voce alta, appunto a voce sola, a voce scoperta. Scusate, uso termini musicali,
o con accompagnamento musicale. Tutto dipende da che cosa si vuol tentare di trasmettere. Certo che non sono né contro l'una né contro l'altra, anzi le apprezzo entrambi. Una cosa fondamentale, a mio parere, è che uno, la lettura a voce scoperta, possa fare in modo che la voce vibri veramente all'interno della sala. Ecco, a me piace molto, sarà che appunto questo approccio musicale, a me piace molto anche essere cullato dalla sonorità della voce umana che, come si diceva nel Settecento, appunto l'epoca musicale che io amo, che prediligo, ogni strumento doveva cercare di suonare così come suonava la voce umana. Ecco, per cui a me piace essere cullato dalla voce umana. Il fatto che c'è l'accompagnamento, questo senz'altro è adatto, l'importante è che la musica non possa soverchiare quello che è il contenuto della lettura, altrimenti andremo a parlare di un concerto con l'accompagnamento di una lettura, che potrebbe essere senz'altro piacevole, ma è un'altra cosa. Benissimo, grazie. Naturalmente il tema musica e letture, musica e libri è decisamente ampio. Se c'è qualcuno che avesse voglia di approfondirlo con un musicista bibliotecario, sapete dove trovare Giuliano Furlanetto alla Biblioteca di Casier. Ringrazio Giuliano Furlanetto e la Biblioteca di Casier. Buone letture, buone musiche e buona maratona anche di lettura. Grazie di Vianello e buona maratona. E arriviamo alla fine della seconda puntata della seconda stagione di Magazine. È stata una puntata dedicata quasi esclusivamente al rapporto tra musica e parole. Abbiamo ascoltato tante voci, abbiamo ascoltato Oreste Sabatin leggere e anche suonare. A coronamento dovreste sentire me che canto, ma vi risparmierò questa. Faremo un magazine sui lettori cantanti. Ecco, questa potrebbe essere una bella idea. Naturalmente potete suggerirci anche voi degli argomenti, potete scrivere a info@ilvenetolegge.it o ilvenetolegge@gmail.com e noi siamo a disposizione. Vi ricordiamo di frequentare il nostro sito inserendo gli appuntamenti che man mano state organizzando in vista della maratona di lettura del 3 ottobre. Come si ricordava, non solo gli eventi e le iniziative di librerie, biblioteche, le scuole sono ancora chiuse, ma anche se qualcuno avesse voglia di testimoniare la propria presenza, la vicinanza al mondo dei libri e della lettura, solamente leggendo anche a casa o nel giardino condominiale, tutte le vostre iniziative sono bene accette. Sì, volevo chiudere con una brevissima poesia di Emily Dickinson, sentendo Giuliano Furlanetto che parlava del suono della voce, no? Allora Emily Dickinson dice: alcuni dicono che quando è detta la parola muore. Io dico invece che proprio quel giorno comincia a vivere. Quindi questo nello spazio. Finale in levare, direi. Su questo finale in levare vi diamo appuntamento alla prima settimana di settembre, dopo la pausa agostana, per la terza puntata della seconda stagione di Magazine, o Magazine, come dicono in alcuni contesti, o Magazine,
come Mm. si dice alla Veneta. E allora, sigla e Sigla, buon agosto, buona feria. buone letture a tutti.